Dottoressa Ricci, appunto questo studio, quindi allora che contenuti doveva avere per essere validato? Allora, io ho letto lo studio che è stato pubblicato, allora sicuramente all'inizio di marzo era già pubblicato, quindi non è una pubblicazione recentissima, e che riguarda il confronto fra le positività al test antigenico e le positività al test molecolare. Allora, lo studio ha evidenziato che c'è un tipo di variante che in una certa fase era effettivamente abbastanza diffusa in Veneto, che ha delle mutazioni che la rendono invisibile ai test antigenici. Lo studio ipotizza che l'uso dei test antigenici possa aver fatto aumentare a dismisura questo tipo di varianti. In realtà dai nostri dati, che sono ancora in corso di approfondimento, quindi la mia è una valutazione preliminare, non sembra che questa variante sia cresciuta particolarmente, nel senso che dalla metà di dicembre in poi, anzi, la sua prevalenza è stata praticamente azzerata. E quindi insomma quella che era l'ipotesi iniziale dello studio non sembra confermata dai dati che noi abbiamo. Prima di parlare delle varianti attuali, c'è questa variante indiana che preoccupa particolarmente. Cosa di differente dalle precedenti e se è davvero più pericolosa a quanto pare? Allora, questa è una variante ancora sotto osservazione, per cui in realtà dobbiamo ancora capire anche se è pericolosa come le precedenti. Quando parlo di precedenti intendo l'inglese, la brasiliana, la nigeriana e la sudafricana. Quindi l'ipotesi è che possa comportarsi per alcune caratteristiche, in particolare per la ridotta attività degli anticorpi, un po' come la variante brasiliana, però questa cosa non è confermata, quindi potrebbe essere, diciamo, pericolosa come la variante inglese o la variante brasiliana, ma potrebbe anche non esserlo. Sono ancora in corso gli approfondimenti anche su questo. I vaccini sulle altre varianti come stanno rispondendo? I vaccini nella pratica reale rispondono benissimo, cioè l'Inghilterra ce l'ha dimostrato, dove si vaccina rapidamente e una fetta importante della popolazione, l'epidemia diminuisce drasticamente, un po' a prescindere da quali sono le varianti in circolazione, quindi ad oggi i vaccini funzionano bene contro tutte le varianti.